viaggiatore eterico. Oh, qui direte, oh Maglio, ma manco ti sei cambiato la camicia, è la stessa con cui facevi le ultime pillole, il fondale è rimasto lo stesso. No, forse c'è un soprammobile spostato e un po' di polvere. Puntini, puntini, puntini. Dai. Prima puntata del diario di viaggio. Il vuoto interiore e l'iniziato. Allora, questa è nata da una sessione recentissima, per me in questo momento passerà qualche mese prima che la pillola venga trasmessa. Oddio, ho detto ancora pillole. Puntini, puntini. Prendetela così, ok? Questa per me è la differenza fra chi lavora su se stesso, chiamatelo iniziato o iniziata se volete, e la persona di tutti i giorni, ok? Ci sono quei bisogni, quella fame inestinguibile, ok? Quel bisogno, quella necessità primaria che spesso coincide con una ferita. Quella necessità primaria, tu cerchi qualcuno che la soddisfi, che può essere l'essere visto, l'essere riconosciuto, l'essere amato, l'essere abbracciato, l'essere nutrito, puntini, puntini, puntini. Capite che sono tutte sfumature del calore interiore, possiamo tradurlo come amore, ma dell'amore ne parleremo più avanti. E quando il mondo esterno, perché dentro di noi le sentiamo vuote, quando il mondo esterno soddisfa quel bisogno, oh, va tutto bene, è tutto splendido, tutto funziona, siamo gentili con il prossimo, sorridiamo, eccetera, va tutto bene. Quando il mondo esterno non ci nutre, non soddisfa quelle necessità, cominciamo ad andare in modalità sopravvivenza, le cose non vanno tanto bene ma potrebbero andare meglio e così via. Quando invece il mondo esterno ci tira il calcio, la mazzata per cui quel serbatoio si svuota del tutto e dentro viviamo quindi la carenza, ok? La carenza del bisogno, la fame cosmica, ok? Chiamatela così. Ecco che in quel momento le cose vanno male, no? E allora diamo la colpa a Tizio, a Caio, agli astri, al governo, a chi vogliamo. Qualche volta abbiamo anche ragione. Però ecco, c'è un punto fondamentale. E in questa sessione l'abbiamo proprio toccato ed è stato bello. Perché sai, anche se sono cose che conosci, ribatterle perché aiuti la persona a fare quello scattino te lo fa ricordare anche a te. Se siamo in modalità mondo soddisfa i miei bisogni, ma il mondo oggi ce li soddisfa, domani ci tira il calcio nel di dietro. Non è né colpa nostra né colpa del mondo, ma c'è un punto, c'è un enorme apocalittico ma. E qui sta l'iniziato. L'iniziato, quando per casualità anche, o per lavoro su se stesso, quel serbatoio è riempito, si rende conto che è riempito. E anche se in futuro si svuota, l'iniziato ha fatto scattare un pallino dentro di sé, eternità. Il serbatoio smette di essere vuoto per l'eterno. Non importa che sei il nomade del deserto e non hai più l'acqua a disposizione, ma rimani ancora un nomade del deserto, ma dentro di te c'è un oceano d'acqua. È difficile spiegarlo a parole al di fuori di uno stato meditativo. Se fossimo in stato meditativo, con un po' di esperienza alle spalle, e vi avessi portato a toccare quelle corde dell'anima e vi avessi messo in mano quelle forze eteriche che ve le fanno sentire e vi, boom, liberano il core e lo fanno vibrare in mano, lo sentireste anche voi. E a quel punto colleghereste queste parole alla sensazione che state provando. Ed è questo il gioco di insegnare, capite? A volte è dare un nome a ciò che si sente che fa la differenza. Per l'iniziato, quando riconosce l'eternità dentro di sé, il mondo in positivo perde importanza. Che quel bisogno venga soddisfatto o meno dal di fuori, tu rimani grato perché sai che il bisogno primario non è più una ferita,
rimane un bisogno, ma non è più una ferita. La ferita chiede con voce soddisfami, e quando non mi soddisfi entro, in crisi cosmica. E qui abbiamo tutte le dinamiche dell'ego, la manipolazione, la paura, eccetera, eccetera, eccetera. Ma quando l'iniziato sa che quel mare è sempre pieno perché l'ha scoperto dentro di sé, basta. Il mondo esterno glielo riempie, ringrazia. Il mondo esterno glielo svuota, ringrazia se stesso per aver capito di essere eterno e che quel mare è eternamente pieno. Dai, ho usato molti giri di parole e altro che un pezzettino di diario breve, ma questo è il mio. Io l'ho capito tanti anni fa. All'epoca facevo Theta Healing. È bastato quello, ma poi ci è voluto tanto olio di gomito per riuscire a portare fuori quella consapevolezza che era solo, un attimo meditativo, un istante in cui il celeste si spalanca, il cuore si apre, poi ritorni coi piedi per terra e hai fatto tua quella consapevolezza. Adesso con i mezzi della ricalibrazione planetaria, con le forze F aurea, è tutta un'altra cosa, è tutta un'altra cosa. Per me è molto più facile riuscire a portare questo a una persona, che sia un corso, che sia una sessione, perché prima di tutto ho potuto farla vivere come forza interiore e quella forza interiore è diventata una consapevolezza. Capite le mie parole? Viene riconosciuto dall'esterno? E chi se ne? E chi se ne? Perché c'è? È questo. Sono tutte sfumature dell'amore, comprendete? Tutto è forza che si dischiude nell'infinito immenso che porti dentro di te. Abbraccia la paura, perché dietro di essa c'è il Dio che dorme. Questo quindi ti dico. Grazie ragazzi e alla prossima.